So che metto in difficoltà le famiglie, però mi sento prima di tutto bene alla salute, quindi ho un occhio di attenzione anche per le persone più deboli, le fragili che magari sono a casa e che magari i bambini potrebbero essere veramente quel veicolo che portano il virus a casa, quindi ho preferito chiudere e chiedo scusa ai genitori, però in questo momento è meglio fare così. Una decisione obbligatoria, l'ha definita così il sindaco Luca Callegaro. Ad Arqua Petrarca, a causa delle troppe classi in quarantena, il primo cittadino ha deciso di anticipare la chiusura natalizia delle scuole di 2 giorni. La situazione nel piccolo borgo di Colle Euganei ha visto un'impennata di casi di Covid tra i più piccoli e così il sindaco ha preso la decisione più difficile, sperando che le vacanze di Natale riescano a fermare i contagi. È una situazione che è peggiorata moltissimo negli ultimi giorni, proprio nel giro di 2 o 3 giorni avevo classi in DAD che dovevano rientrare oggi e avevo classi in DAD che dovevano rientrare domani, quindi per evitare ancora più mescolamenti e ancora più confusione, soprattutto perché anche l'asilo è stato chiuso causa Covid per bambini e quindi fratelli che hanno fratelli era una confusione unica, quindi ho preferito da stamattina chiudere per questi 2 giorni la scuola primaria